Buongiorno, buongiorno dalla redazione di Focus TG. Andiamo subito a Mestre per la 17enne bengalese violentata da un coinquilino e calcio ovviamente allo stupratore. Andiamo in diretta da Edi Caliman e da Sandro Ponchio. A te, Edi. Direttore, buongiorno a te e ai telespettatori. Siamo nel centro di Mestre. La notizia di sabato sera, questa 17enne di origine bengalese violentata da un coinquilino che si trovava in quel momento nella casa dove lei vive con il marito e il figlioletto neonato che stava nella stanza accanto. L'assenza del marito ha permesso all'aggressore di avvicinarsi a lei, che non ha saputo e non ha potuto opporre resistenza, ed è scattata la violenza che ha subito denunciato ai carabinieri. È riuscita a chiamarli nell'immediato dopo che l'uomo era scappato, e al rientro del marito si è recata in modo precipitoso all'ospedale all'Angelo di Mestre, dove sono in corso le analisi per verificare che non si siano trasmesse malattie o disagi fisici per la giovane. Un fatto che ha sconvolto non solo la comunità veneziana ma quella anche di tutto il Veneto, e arriva da Anna Maria Cisint la denuncia e il ritorno alla contestazione delle tradizioni bengalesi, che con forza sta combattendo anche con il no netto alla moschea che la comunità mestrina vorrebbe costruire in via Giustizia. Ascoltiamo le sue parole e poi torniamo in linea. Una violenza gravissima, quella compiuta a Mestre alla ragazza minorenne che ha saputo denunciare, ma quello che è accaduto ci fa immaginare alcune questioni le cui risposte sono davvero molto preoccupanti. La prima è una minorenne. Rientriamo nel ragionamento che spesso ho denunciato di spose bambine, di madri bambine, di ragazze obbligate a un futuro che non scelgono ancora da minorenni? La seconda questione, che anche conosco purtroppo molto bene, ma la vicenda dell'ospite rientra in un sistema più ampio, classico delle comunità bengalesi, dove chi è residente in Italia accoglie fingendo ospitalità ma nascondendo affitti in nero, posti letto in nero. Siamo in quella fattispecie lì. Terza questione, basta. Rimpatri, remigrazione, chiamiamola come vogliamo, ma non siamo più disponibili ad accettare situazioni di questo genere, di extracomunitari che arrivano e compiono atti così gravi. Durissima la denuncia quindi di Cisint. La comunità bengalese si stringe attorno alla vittima e soprattutto denuncia con forza l'aggressione, e rivendica invece la buona condotta di tanti connazionali che popolano la città tra Mestre, Margherela e Venezia stessa. Quello che fa discutere ovviamente è il fatto in sé. Intanto le forze dell'ordine sono sulle tracce dell'aggressore e le indagini sono tuttora in corso. Aggiornamenti nei telegiornali di questa sera. Direttore, se non hai domande, a te la linea. Grazie Edi Caliman e Sandro Ponchio da Mestre. È stata un'altra notte di terrore per un'altra famiglia assaltata dai banditi. Vediamo il titolo della tribuna di Treviso: sequestrati e rapinati da 3 banditi, notte di terrore in villa Treviso. Raid nell'abitazione dell'imprenditore Ezio Colombo e della moglie, l'architetto Priscilla Mazzoli, che vivono nel quartiere di Selvana. Colluttazione anche con la figlia, che rientrava in quel momento, è rimasta ferita a 20 giorni di prognosi. Poi vedete l'imprenditore vittima della rapina, svegliato dall'urlo di mia moglie, me li sono ritrovati davanti. Tra poco ci collegheremo con Lina Paronetto per avere in diretta tutti i particolari. È un continuo dover dar conto di furti nelle abitazioni, ultimamente nelle ville, non solo del trevigiano ma anche del vicentino recentemente. Vediamo cosa è successo a Preganziol, dove i ladri sono stati immortalati dalle telecamere di una abitazione. Ne rientrano prima, perché non si fidano assolutamente di restare via.
Una coppia in viaggio di nozze che decide di rientrare prima, dopo aver saputo che i ladri hanno tentato di entrare nella sua abitazione. Succede a Preganziolo, in via Manlio Feruglio. A riprendere l'azione dei malviventi venerdì sera una telecamera nella villetta di alcuni vicini. L'orario segna le 22:27. La famiglia sta per andare a letto quando viene allertata. Mi è suonato il bip della telecamera, ho guardato subito all'esterno, ho visto passare 2 persone coperte in nero, puntavano verso la casa a fianco, poi si sono accorti delle varie telecamere, hanno preso e si sono dileguati di nuovo verso i campi che portano alla ciclabile del Lando. Nelle immagini si vedono i 2 uomini completamente vestiti di nero, con il volto travisato da un passamontagna, avvicinarsi ad un cancello, guardare all'interno per poi allontanarsi velocemente, forse disturbati dall'accensione di una luce che si attiva con il movimento. Probabilmente si tratta delle stesse 2 persone immortalate pochi istanti prima dalle telecamere di un'abitazione poco distante. I malviventi si sarebbero allontanati attraverso i campi, passando quasi sicuramente per questo ponticello. Un episodio che sta creando inquietudine in questa laterale del Terraglio. Ci siamo parecchio agitati, abbiamo chiamato i carabinieri, sono scesi, sono stati con noi a controllare anche la casa esterna perché i vicini erano via e quindi un po' di allarme. Anche nel vicinato abbiamo anziani, sono stati avvisati tutti, però la paura c'è. E sempre a Treviso un barista di 50 anni è rimasto vittima di una baby gang, e questa è un'altra piaga sociale. Ormai queste baby gang formate fondamentalmente da Maranza, nel suo racconto dice di avere paura per i figli e di avere deciso di lasciare lavoro e di cambiare città. A Treviso ho messo anche un post, finisce qua, nel senso che non vale la pena rischiare di cose, devo aver paura. 2 ragazzini che posso trovarmi dietro l'angolo e non so, trovarmi una coltellata o pestato per cosa? Per lavorare in centro? Ha deciso di raccontare l'incubo che sta vivendo, mantenendo però l'anonimato perché teme per la sua incolumità e per quella dei figli. Lui fa il barista in un locale in zona Piazza Vittoria in centro a Treviso, mercoledì pomeriggio, come sempre al lavoro, quando esce sul plateatico per chiamare la compagna. Viene avvicinato da 2 ragazzini, saprà poi da altri colleghi essere i componenti di una baby gang protagonista in passato di episodi di violenza. Chiedendomi di vedere il cellulare perché io secondo loro gli avevo fatto delle foto, dei video, io ho detto che io il cellulare non glielo davo in mano per fare assolutamente niente e lì mi sono posti proprio davanti viso a viso e li ho allontanati, insomma, poi loro mi hanno insultato, hanno continuato a urlare, volevano spingermi ma io ho fatto di tutto per evitare, insomma, il contatto. Io sono rimasto là a difesa dei turisti, io ho chiuso le 2 uscite, ne ho chiusa una e ho tenuto solo una porta aperta in maniera che non potessero magari entrare da una parte dove non li vedevo. Ha avuto paura? Sì, tanta perché insomma, al bar sono da solo e ho una famiglia. Una paura che è aumentata quando nelle ultime ore ha incrociato nuovamente i ragazzi. In un episodio uno di loro in monopattino lo ha sfiorato per strada come per sfidarlo e intimidirlo. Anche ieri sera sono venuti a trovarmi con i grandi, con i cugini maggiori per avere un chiarimento perché sapevano che io volevo denunciarli, hanno saputo non so da chi che io volevo denunciarli e volevano parlarmi. Io gli ho chiesto, ieri sera eravamo in 2 e ho chiesto al mio collega di stare vicino a me. Il mio collega, ho chiesto a lui di andare a prendere le sigarette perché non mi fidavo di uscire col buio ed erano dietro l'angolo che aspettavano. Aspettavano lei? Non vedo altri motivi. Circostanze che hanno spinto il 50enne a prendere importanti decisioni per proteggere la propria famiglia. Paura che tornino? Io sì, sinceramente sì. Non ho paura, diciamo, di loro fisicamente, ma per la mia famiglia. Di solito lei torna a casa a piedi, adesso non più? No, adesso mi chiudo dentro, chiamo il taxi e aspetto che quando il taxi è davanti apro ed esco e monto in macchina. Ha deciso di mollare il lavoro? Sì, non ne parlerò domani con i titolari, ma per la mia famiglia non voglio mettere in pericolo me stesso e comunque ho dei figli. Costretto a cambiare vita per loro? Sì, appunto l'appartamento lo lascio qua in centro, mi trasferirò da un'altra parte, abbiamo già pensato a un'alternativa.
ha deciso di mollare il lavoro? Lavorare devo, perché ho una famiglia da mantenere e voglio che insomma non manchi niente a nessuno, però se devo rischiare così non ne vale la pena. Restiamo a Treviso per un'altra notte da incubo che ha subito un'intera famiglia. Nel quartiere Selvana un imprenditore e la moglie architetto sono stati rapinati da un comando di banditi, pare fossero 3 malviventi, è intervenuta, ha reagito la figlia, è stata picchiata e ferita. Andiamo in diretta da Lina Paronetto e da Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica. A te Lina. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Sì, ti confermo 3 o 4 forse, è possibile che un quarto bandito aspettasse al bordo di un'auto per fuggire questa banda, forse dell'Est Europa, stando alle testimonianze delle vittime. Parliamo di un imprenditore ottantenne, Ezio Colombo, e della moglie Priscilla Mazzoli, 71 anni. Era la serata, la notte di venerdì, mezzanotte e mezza, un furto in casa in realtà trasformato volutamente in rapina. A un certo punto è stato chiaro a questi soggetti che si sono introdotti in casa che i residenti erano svegli, la signora stava lavando i piatti in cucina, si è vista arrivare alle spalle questi 3 soggetti incappucciati che erano entrati probabilmente da una finestra della taverna dopo aver scavalcato la recinzione alle spalle di questa casa, di questa abitazione, questa villa molto bella di Via degli Alpini a Selvana. Di fronte al cancello li vedete i poliziotti delle volanti della questura di Treviso, squadra mobile che è stata chiamata a intervenire per le indagini. Questi soggetti di fatto hanno prima raggiunto la moglie in cucina, lei ha gridato, ha svegliato il marito che si trovava a letto in quel momento, hanno chiuso in bagno il cane, lo vedrete poi nelle immagini durante l'intervista che ci ha rilasciato gentilmente. Ci spostiamo perché c'è una macchina che sta passando, il signor Ezio. E poi hanno portato via alcuni gioielli. Non sono state aperte le cassaforti perché ci ha spiegato il signor Ezio, erano rimaste vuote dopo essere state tagliate col flessibile durante l'ultimo furto un paio d'anni fa subito proprio da questa famiglia. La figlia, dicevi bene direttore, rincasando ha reagito, c'è stata una colluttazione con questi soggetti, si è presa anche un colpo al volto, ha tentato di mordere al braccio uno di loro e ha perso un dente, un incisivo, è stata trasportata in pronto soccorso e dimessa con una prognosi di 20 giorni. Allora chiederei cortesemente alla regia di mandare in onda l'intervista che gentilmente ci ha rilasciato il signor Ezio Colombo poco fa. Si sono trovati a mezzanotte con queste persone dentro casa. Mia moglie era ancora alzata, stava finendo di lavare i piatti o roba del genere, e si è trovato un individuo vicino e gli ha detto: scusi, ma lei chi è? E questo gli ha detto: siamo carabinieri. E lei gli ha detto: no, voi non siete carabinieri, avevano il passamontagna, voi non siete carabinieri. E gli ha lanciato contro una sedia, dopodiché è stata presa, immobilizzata, e quindi ci siamo trovati lì. Io ero a letto, ho avuto uno di queste persone sempre attaccata a me, non voleva lasciarmi muovere, non voleva che lasciassi niente, tant'è vero che avevo uno di quegli orologi e me l'ha preso subito perché pensavo magari fosse collegato col telefono o roba del genere. E dopo ho cominciato a rovistare dappertutto, cercavano le casseforti e non le hanno trovate perché erano vuote, in quanto avevamo già avuto un furto un paio d'anni fa e non sono più state ripristinate perché erano state aperte col flessibile e sono rimaste lì. Basta. In tutto cosa vi hanno portato via? Ma gioielli di famiglia, roba del genere, che non saprei neanche quantificarle cosa potessero essere, orologi sicuramente, perché avevamo, diciamo, un porta orologi e quello lì è stato preso tutto. Potrei stare meglio, dicendo la verità. Ancora un po' scosso, però passerà.
Ecco, passerà. È chiaro, direttore, no, che rimane un trauma psicologico, fisico anche nel caso della figlia, ma senza dubbio psicologico rispetto a questa coppia di anziani. Il quartiere è estremamente scosso e ci hanno detto alcuni vicini appunto che insomma, resta un'inquietudine in chi abita qui, figurarsi in chi ha subito direttamente questa rapina in casa. Episodi tra l'altro che continuano a moltiplicarsi nel nostro territorio, ci vengono in mente Sacile piuttosto che Feltre, piuttosto che l'assalto all'abitazione del titolare di Forno d'Asolo nei giorni scorsi a San Zenone. Dunque una serie, una raffica di questi assalti veri e propri. Che i proprietari di casa siano dentro o stiano rincasando in quel momento poco importa, bande organizzate evidentemente pronte a tutto per arraffare quello che c'è in casa e andarsene, puntando sempre su preziosi e contanti. In questo caso abbiamo detto indaga la squadra mobile, certamente non solo attraverso le testimonianze delle vittime ma anche raccogliendo i filmati delle telecamere pubbliche o private di videosorveglianza qui della zona. Un episodio che accade alle porte della città, un quartiere di prima periferia ma una zona residenziale tranquilla e questo scuote ulteriormente naturalmente la tranquillità di una città che Treviso ha a che fare purtroppo con casi di criminalità che erano sconosciuti o quasi in passato. Direi con Nicoletta Rizzetto a questo punto da Via degli Alpini qui a Selvana ti restituiamo la linea. Grazie molte, grazie a Lina Paronetto e Nicoletta Rizzetto. Adesso andiamo sempre in diretta a Padova da Chiara Gagliani e da Federico Cibotto perché c'è un caso di contatto da hantavirus, l'infezione trasmessa dai topi, di cui si sta parlando molto in vari paesi in cui sono tornate queste persone che erano su una nave e che sono rimaste contagiate. C'è un caso a Padova, si tratta di un medico che però è asintomatico. Chiara Gagliani in diretta, a te Chiara. Direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Con il collega Federico Cibotto ci troviamo proprio davanti alla sede del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 6. Sono i sanitari dell'ULSS 6 che stanno effettuando il monitoraggio costante del medico di cui parlavi. Si tratta di un 50enne di Johannesburg che adesso si trova in un albergo di Padova, sta bene, collaborativo. Proprio questa mattina sono stati eseguiti test di microbiologia che dovrebbero stabilire se è entrato in contatto con il virus. Perché? Perché di fatto il contatto con la paziente affetta da hantavirus, che è la moglie del paziente zero di questa epidemia, è avvenuto a bordo di un aereo della KLM che partiva dalla capitale sudafricana diretto a Amsterdam con scalo anche a Roma. Un contatto davvero molto limitato per quanto riguarda il medico che in questo momento si trova a Padova. Sono 4 le persone che sono arrivate in Italia in totale, 2 marittimi, uno che si trova in Campania, l'altro in Calabria e una donna straniera residente in provincia di Firenze, tutti asintomatici. Che cosa si sta facendo? Si attendono i test ovviamente che sono stati fatti e si è in attesa anche proprio in queste ore di una circolare che sta predisponendo il Ministero della Salute per tracciare eventuali contatti, un rischio che le autorità regionali continuano a ribadire essere molto basso. Non c'è nessun caso di hantavirus in Veneto, c'è solo questo medico che appunto è in isolamento e sta rispettando la quarantena. Allora facciamo il punto della situazione nel servizio, ci sono delle dichiarazioni del presidente del Veneto Stefani e anche del virologo Pregliasco. Poi ringrazio Federico Cibotto per la collaborazione tecnica, la linea può tornare a voi. Il soggetto è ovviamente isolato, stiamo seguendo le prescrizioni ministeriali, ringrazio tutti coloro che stanno collaborando, ovviamente i tecnici dell'ULSS 6 Dipartimento di Prevenzione e ovviamente siamo qui per dare una risposta nel più breve tempo possibile. Nessun allarme, il medico, un 50enne sudafricano, sta bene e continua a essere monitorato nell'albergo di Padova dove è ospite dai sanitari dell'ULSS 6 Euganea. Lo ripete il presidente del Veneto Alberto Stefani,
Come lui, le altre 3 persone presenti nell'aereo della KLM in coincidenza per Roma, entrati in contatto per pochi minuti con una donna, la moglie dell'ornitologo olandese paziente zero, poi deceduta in Sudafrica a causa dell'antivirus. I contatti sono 2 giovani marittimi, uno in Campania e l'altro in Calabria, e una donna straniera che vive in provincia di Firenze. Sul rischio per il Veneto è chiaro il presidente Stefani. Non c'è nessun caso di antivirus in Veneto, ovviamente questo soggetto è parte di un tracciamento che è stato fatto, noi seguiamo tutte le disposizioni precauzionali per poter dare la risposta più efficiente ai nostri cittadini. 147 i passeggeri della nave da crociera MV Ondius, dove è scoppiata l'epidemia causata dalla variante del virus delle Ande, l'unico antivirus noto capace di trasmettersi da uomo a uomo. 3 i morti, un paziente in gravi condizioni, ma il virologo Pregliasco rassicura. La natura continua a darci possibilità di rischio, noi a volte arriviamo in luoghi senza quella dovuta attenzione, ma quello che si sta vedendo adesso, seppur con un inizio un po' lento, è quello di un'interconnessione a livello internazionale appunto per bloccare la diffusione sul nascere. Io sono ottimista in questo senso, che il focolaio probabilmente potrà crescere perché la malattia ha un tempo di incubazione lungo, quasi 2 mesi, però io credo che riusciremo con quella che è stata l'eredità del Covid a governare e a gestire questo problema. Oggi in regia Andrea Basso con Marco Mattiuzzo. La tragedia di Sedico, un bambino di 6 anni che è stato ucciso ovviamente involontariamente dal padre che era su un muletto. Il bambino è rimasto schiacciato, si sta proseguendo con le indagini per chiarire la dinamica di questo incidente. Andiamo in diretta da Fabio Fioravanzi con il nostro operatore Stefano Bozzi. A te Fabio. Grazie direttore, noi siamo tornati a Sedico, davanti al luogo dove venerdì pomeriggio intorno alle 18:30 ha perso la vita il piccolo Lucas. Il muletto su cui si trova il padre alla guida è, come vedete, ancora transennato e sotto sequestro da parte della questura di Belluno e dello Spisal. Si cerca di ricostruire esattamente quello che è accaduto, se il piccolo è stato investito perché era in prossimità del muletto o se era a bordo del muletto ed è caduto. L'unico testimone sarebbe proprio il papà e verrà riascoltato quando avrà riacquistato uno stato psicologico tale da poter parlare con gli inquirenti. Lui e la famiglia in questo momento sono assistiti dagli psicologi messi a disposizione dell'USL per affrontare un momento davvero così drammatico, e per il padre si ipotizza il reato di omicidio colposo, forse anche con le aggravanti, perché il bambino si trova in un luogo, questo piazzale dell'azienda di famiglia, dove non doveva esserci, dove non poteva esserci. Anche un adulto ha determinate prescrizioni se nei pressi di un muletto. Pensate a un bambino che appunto proprio non poteva essere in questo posto. Intanto per ricordarlo si stanno pensando delle iniziative. Lui poco prima dell'incidente era nella palestra dove faceva karate e l'associazione dove lui era appunto iscritto sta pensando di dedicargli una gara nazionale nel corso dell'anno. C'è una calma, vedete, irreale in questo momento in questo luogo. Sono aumentati i mazzi di fiori posti all'ingresso per ricordare la fine della vita del piccolo Lucas. Il suo corpo si trova nell'obitorio del San Martino di Belluno, in attesa di capire se la magistratura vorrà un'autopsia oppure se saranno sufficienti le dichiarazioni del medico che era accorso insieme al suo, insieme a un elicottero, con la speranza di poter fare qualcosa invece che ne poté constatare soltanto la morte. Quindi è una situazione davvero complicata, tanto che non ci sono ovviamente per il momento nemmeno ipotizzate le date per il funerale. Da Sedico è tutto, noi restituiamo la linea allo studio. Grazie Fabio Fioravanzi, a Stefano Bozzi. Una doppia tragedia, un padre che uccide involontariamente il figlio e deve poi subire anche le conseguenze penali di questo gravissimo fatto.
Gli incidenti stradali, un'auto si è ribaltata e finita in un canale, una tragedia sfiorata a Villa Dosi in provincia di Rovigo, mamma, papà e figlia minorenne. L'incidente è avvenuto attorno alle 22:30, l'autista per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo della vettura finendo fuori carreggiata e capovolgendosi nel corso d'acqua adiacente alla strada. Sul posto i vigili del fuoco di Rovigo con 3 mezzi di soccorso, le persone coinvolte sono riuscite ad uscire autonomamente dall'abitacolo, presenti anche gli operatori del SUEM 118 che hanno preso in carico i coinvolti per gli accertamenti e i carabinieri che sono intervenuti per i rilievi e la gestione della viabilità. E la tragedia invece avvenuta a Chioggia con i carabinieri che sono al lavoro per chiarire tutti gli aspetti della strage dei braccianti di Calino a 72 ore di distanza dal sinistro che ha spezzato la vita a 3 lavoratori di origine marocchina di 32, 35 e 28 anni sotto la lente di ingrandimento dei militari del nucleo ispettorato del lavoro. Sono finiti contratti e documenti dei braccianti reclutati dalla società di Porto Viro guidata da un imprenditore marocchino. Al tempo stesso ulteriori documenti sono stati acquisiti dopo il sopralluogo della sede dell'azienda agricola di Chioggia dove i braccianti erano diretti. I militari puntano a verificare che tutte le previsioni contrattuali siano state seguite alla regola, dovrà quindi essere accertato che il van messo a disposizione dei lavoratori fosse in regola, in grado di circolare e che il guidatore avesse titolo per trasportare i lavoratori. L'obiettivo è verificare che non ci siano state zone grigie e che tutto sia stato eseguito a norma. Nel frattempo il Comune di Chioggia ha decretato il lutto regionale per il giorno dei funerali. Sul luogo dell'incidente si era subito recato il sindaco di Chioggia Armelau. E a Campo San Piero, miracolata la conducente di un'auto che è uscita di strada infilzandosi nel guardrail. Non sono ancora chiare le ragioni per cui l'auto di una 61enne di Trebaseleghe sia uscita di strada. Quello che è certo è che la donna si è miracolosamente salvata. Incidente alle prime ore della domenica a Rustega di Campo San Piero, dove una vettura è rimasta letteralmente trafitta dal guardrail lungo la strada. Un incidente che non ha avuto, fortunatamente, esiti drammatici. La donna alla guida, infatti, estratta dal mezzo dai vigili del fuoco volontari del distaccamento di Borgoricco, non è rimasta ferita e non ha riportato traumi. Soccorsa dal SUEM 118, è stata trasportata in ospedale da cui è stata dimessa poche ore dopo. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione che hanno effettuato i rilievi e gli accertamenti del caso. Servizio di Francesco Rattai, vediamo la prima pagina del giornale di Vicenza. Se vuoi salvare tuo figlio devi pagare. Con i soldi della truffa si compra un SUV di lusso. 24enne denunciato, una brutta storia tra Longare e Montegalda. Ancora la cronaca e ancora baby vandali in azione a Treviso in via Castelmenardo, gettati nel canale alcuni arredi dello studio di un commercialista a dare l'allarme a alcuni residenti proprio nella zona in cui era stato ucciso Francesco Favaretto. Hanno gettato in acqua prima la poltrona e poi una bicicletta a dare l'allarme a una residente che ha visto fuggire alcuni giovanissimi. Si tratta di 3 baby vandali tra i 15 e i 18 anni. Dopo essersi arrampicati sul balcone, sulla grondaia i ragazzini hanno scavalcato la ringhiera del poggiolo di un commercialista prendendo la poltrona del terrazzo e lanciandola in acqua prima di accanirsi anche su una bicicletta legata vicino al ponte in via Castelmenardo, a pochi passi dal luogo dove è avvenuto l'omicidio di Francesco Favaretto. Non contenti, i 3 vandali avrebbero preso di mira alcuni vasi di un locale e di un negozio nella stessa via gettandoli in aria senza motivo. La polizia locale di Treviso è stata avvisata, la poltrona è rimasta in acqua. Bisognerà attendere un'eventuale denuncia da parte del commercialista o della proprietaria della 2 ruote per poter avviare le indagini e identificare anche attraverso le telecamere di sicurezza i 3 ragazzi. Servizio di Daniela Sizia, oltre 400 persone si sono ritrovate sulle colline patrimonio dell'UNESCO per dire no ai pesticidi, una marcia che ha visto la partecipazione di cittadini provenienti da Veneto e Trentino, giunta alla sua 10ª edizione. Sentiamo.
Il rintocco delle campane ha accolto l'arrivo dei partecipanti alla 10ª edizione della marcia per dire no ai pesticidi. Oltre 400 persone hanno voluto essere presenti, anziani, bambini, famiglie intere, un percorso che si è snodato tra le bellissime colline del patrimonio UNESCO. Certo, questo è patrimonio UNESCO, noi abbiamo problemi anche più gravi nella zona del Valpolicella, zona del Custozza, zona del Soave, zona del Bardolino, stessi problemi, e anche nei meleti della Bassa Veronese. Abbiamo la percentuale più alta di pesticidi di tutto il Veneto. Stop perché? Perché? Perché ormai è assodato che sono cancerogeni e creano comunque grossi problemi alla salute, e perché c'è bisogno di un cambiamento. Sono arrivati da tutto il Veneto, ma anche dal Trentino, per manifestare contro i pesticidi, slogan, cartelloni, una marcia che è partita da Cison di Valmarino ed è arrivata fino all'abbazia di Follina. La salute per le persone e per l'ambiente, questo è il nostro appello, è qualche cosa che deve interessare tutti, e quindi ci stupiamo che non siamo tutti quanti in questa piazza, quindi soddisfatti, ma bisogna fare di più. Siete in tanti, ma servono ancora più voci. Pochi ma buoni. Tante le associazioni ambientaliste, in prima fila anche i sindacati. Noi pensiamo che le battaglie vadano unite, ovvero la battaglia dei diritti dei lavoratori e la battaglia per il rispetto dell'ambiente. Noi oggi stiamo assistendo a due fatti ben precisi, ovvero la violenza perpetrata all'interno di questo territorio, all'interno dell'ambiente circostante, con la monocoltura della vigna e l'utilizzo massiccio di pesticidi per maggiori rese. Dall'altra parte abbiamo lavoratori e lavoratrici sfruttate nei campi che sono attori di una filiera che di fatto svilisce l'agricoltura, non rispetta i diritti dei lavoratori e non rispetta l'ambiente. Un'agricoltura senza pesticidi per salvare l'ambiente e la salute della gente. Perché si passi a un'agricoltura più attenta al territorio, in cui quella che è l'attività economica non vada contro quella che è la salute dei cittadini. Vediamo tanti bambini, giovani. Sì, perché ci sono anche l'impegno delle mamme contro i pesticidi, e una di loro è organizzatrice tra l'altro proprio della marcia, ed in fin dei conti io sinceramente faccio queste cose più che per me, per questi bambini qua che hanno diritto a crescere in un mondo che sia quanto meno contaminato possibile. Così Stefano Dall'Agata di Europa Verde, Alleanza Verdi-Sinistra, spessissimo ospite di Focus. Vediamo anche un'altra protesta, i cittadini di Isola Vicentina che si mobilitano contro il progetto per la realizzazione di un impianto di frantumazione inerti, il secondo nella stessa zona industriale. Al loro fianco si sono schierati anche rappresentanti della politica locale. Un presidio di cittadini di Isola Vicentina in Viale del Lavoro per dire no alla realizzazione di un impianto di frantumazione di inerti, rocce e calcestruzzi riciclati da demolizioni. Un'opera troppo impattante, dicono, per l'enorme quantità di polvere che si riverserebbe su case, campi e le altre aziende già presenti in zona industriale. Oggi è formalmente scaduta la prima fase dell'istruttoria per la valutazione di impatto ambientale presentata in provincia, un progetto simile che la stessa società aveva presentato per il comune di Monteviale, che aveva ricevuto un definitivo parere negativo dallo stesso ente. Qui i cittadini si sono subito mobilitati avviando una petizione, non solo. Siamo in contatto con i cittadini di Monteviale, una decina di anni fa si sono trovati nel stesso problema nostro e comunque hanno combattuto e sono riusciti ad averla vinta. Ecco. Per questo subito i cittadini hanno anche coinvolto i rappresentanti politici locali che hanno già offerto il loro appoggio. Parlo per la minoranza perché quello mi compete e poi l'amministrazione farà le sue valutazioni su quello che potrà mettere in atto. Su queste valutazioni siamo anche noi a fianco alla maggioranza nel senso che ho detto prima, cioè di stimolo rispetto ai problemi che sono stati posti dai cittadini. Questo senz'altro. Quello che abbiamo già fatto è stato presentare un'interrogazione che ha esposto tutti i problemi che i cittadini hanno riferito rispetto a quest'opera che viene realizzata. Questa
è la buona politica, i cittadini che si mobilitano, una bella filiera politica in comune. Noi abbiamo fatto un'interrogazione in regione e anche Mattia Pillan e Guzzonato anche in provincia. Queste polveri non possono esserci vicino a campi coltivati, ma non solo chi ha i campi, anche chi ha le aziende. Vedete, lì ci sono delle aziende, c'è un'azienda alimentare che dice: se viene qua un mio cliente e fa un audit, io perdo i clienti. Quindi diciamo c'è una filiera virtuosa, non è il fronte del no, lo abbiamo visto sul caso Silva, no? Anche qua noi non diciamo no a un'opera, diciamo no a un'opera vicino alle case dove ci sono gli abitanti, che hanno ormai capito che un modello di sviluppo basato sul profitto fino a se stesso non va bene, che la salute è il primo dei beni da tutelare. Così Carlo Cunegato ai nostri microfoni. Vediamo dall'Arena di Verona, uno dei quotidiani più antichi d'Italia. Don Costalunga torna sotto i riflettori, celebra un funerale, ma la diocesi ammonisce, non può, è scomunicato. L'ex parroco di Selva di Progno, dimesso dall'incarico dopo il matrimonio gay con il compagno Paolo. È una bella storia che ci porta tra Asiago e Chioggia e ha come protagonista una studentessa 17enne. Stavamo andando a scuola e a un certo punto una ragazza si è iniziata a sentire male, io ho riconosciuto subito i sintomi di una crisi epilettica, allora sono uscita dai sedili, sono andata verso di lei nel corridoio del bus e l'ho messa subito in posizione di sicurezza, così da essere sicuri che non si soffocasse appunto. Poi ho coordinato due ragazzi, una ragazza di chiamare gli educatori per farli arrivare con il farmaco, e invece un ragazzo di chiamare l'ambulanza, infatti dopo poco, dopo 15 minuti è arrivata e la ragazza adesso sta bene, è a casa. L'importante appunto era quello e mi hanno ringraziato anche i medici di Asiago perché hanno detto che sono stata brava a metterla in sicurezza, infatti non ha riportato nessun trauma e sta bene. Sangue freddo e concentrazione, è così che la 17enne Matilde Armelao, studentessa al Rigonistern di Asiago e figlia del sindaco di Chioggia Mauro Armelao, è riuscita a soccorrere una compagna mentre si trovavano sullo scuolabus per raggiungere l'istituto superiore. Una prontezza di riflessi che le ha permesso davvero di fare la differenza. Fondamentali anche le conoscenze acquisite durante un corso sulla sicurezza fatto in un campo scout quasi per caso, ma qui al caso non è stato lasciato proprio nulla. Ho avuto un secondo per dire ok, devo darle una mano perché sennò stava male e non ho pensato in realtà ad altro, mi sono concentrata solo su di lei, infatti non mi sono accorta quello che stava succedendo intorno, io pensavo solo a lei che stesse bene. Ho pensato solo ad aiutare una coetanea, dice la studentessa Chioggiotta, che si divide tra la scuola e gli allenamenti di pattinaggio artistico allo stadio del Ghiaccio di Asiago. Ma il suo gesto non è passato inosservato, tanto che anche il presidente del Veneto, Alberto Stefani, si è complimentato con lei attraverso un comunicato. Questa è una storia a lieto fine che riempie di orgoglio tutta la nostra comunità, scrive il governatore. Matilde rappresenta un esempio positivo per tutti i suoi coetanei, dimostra quanto sia importante la capacità di trasformare ciò che si apprende in un aiuto concreto nei momenti di difficoltà. È palpabile la soddisfazione di Matilde. Sono contenta che gli sia arrivata voce così, da sapere che ci sono anche dei ragazzi bravi che fanno delle buone azioni. E continuiamo a parlare di giovani perché più di un adolescente su due ha paura del futuro. Questo è il dato più preoccupante emerso ad Oderzo nell'ambito del progetto Orizzonte Giovani voluto dalla provincia. A incontrare gli studenti sono stati gli operatori di Volontari Insieme. Famiglia, amicizia, amore restano le cose più importanti della vita, ma il futuro è un'incognita. Circa il 55% degli adolescenti lo guarda con paura crescente, seguono i timori per la propria salute fisica e mentale, con l'ombra del bullismo e delle dipendenze da social. Questa è una delle fotografie scattate all'Istituto Sansovino di Oderzo nell'ambito del progetto Orizzonte Giovani, promosso dalla provincia di Treviso in collaborazione con l'ufficio scolastico. Studentesse e studenti hanno così partecipato a dei laboratori di inclusione, pari opportunità, cittadinanza attiva, a tirare le file gli operatori di Volontari Insieme. Abbiamo provato a far ragionare i ragazzi insieme, anzitutto su alcuni dati rispetto agli stili di vita degli adolescenti, per capire se si ritrovano in questa indagine anche che è stata fatta dall'azienda sanitaria a livello provinciale, e poi una volta fatto questo abbiamo iniziato poi a ragionare insieme sulle criticità, sui motivi per cui
eventualmente ci sono alcuni comportamenti a rischio devianti. Oggi abbiamo fatto una workshop cittadinanza attiva e inclusione per ascoltare i ragazzi, per ascoltare le nuove generazioni, per trovare nuove proposte direttamente dai giovani. Giovani del Sansovino ai quali si è rivolta anche la ministra alle disabilità Alessandra Locatelli con un videomessaggio. Aprire le porte e dare l'opportunità a tutti di vivere, di lavorare, di potersi formare naturalmente e di avere una vita sociale e relazionale dignitosa. Confrontarsi il primo passo per crescere, per i giovani, i veri protagonisti dell'iniziativa, questa è l'unica strada. Io credo che sia fondamentale che questi progetti vengano portati avanti, perché comunque ci sono tantissime scuole nelle quali gli studenti non hanno la possibilità di trattare questi argomenti, di conseguenza più riusciamo a espandere questa rete, credo che meglio sia per tutti quanti gli studenti delle province di Treviso in primis, e poi magari espandiamolo anche per quanto riguarda il livello nazionale. E vediamo i giovani del Max Planck trevigiano che si qualificano per le finali internazionali di robotica in Canada e in Turchia. Le trasferte sono onerose e la prof lancia un appello per trovare fondi che consentano di sostenere le spese. Dobbiamo partecipare agli internazionali per quanto riguarda Lego in Canada e per quanto riguarda First Tech ad Istanbul in Turchia. Prossimamente, ovviamente è una cosa speciale, meravigliosa, un'esperienza pazzesca per i ragazzi, ma sicuramente un po' corposa per le famiglie, quindi stiamo cercando aziende, famiglie, chiunque voglia sponsorizzarci in questa impresa. La prof lancia un appello per aiutare i meritevoli alunni dell'ITIS Max Planck di Lancenigo che si sono qualificati per le finali internazionali di robotica, dopo essersi piazzati al terzo e quinto posto delle finali nazionali, a raggiungere i loro obiettivi. 2 trasferte in Canada per la Lego League e ad Istanbul per la First Tech, 2 viaggi che diventano una spesa per le famiglie, ma ai quali non si vuole rinunciare perché i progetti di questi giovani meritano di essere visti da una platea mondiale. Noi ragazze, se abbiamo questa passione, è giusto procedere con questo e fare quello che ci piace e meglio che possiamo. Sei mai stato ostacolato dai genitori? No, mai. Mi chiamo Giulio Bovo, studio informatica e ho sviluppato quest'app io personalmente con l'aiuto dei miei compagni. Abbiamo curato un po' insieme il design e dopo bisognava pensare alle funzioni varie che poteva avere l'applicazione e abbiamo deciso di implementare questa applicazione per dare una mano agli archeologi che dovevano insomma trovare un modo per archiviare e inserire tutti i dati all'interno di un database, di un sistema. Faccio parte di questo team, la parte di ricerca, la parte del progetto scientifico, dove facciamo in modo possibile di poter fare ricerche e innovare il nostro progetto rendendolo il migliore possibile. Da grande vorrei intanto continuare con gli studi e spero di poter continuare gli studi con l'ingegneria meccanica e di poter raggiungere i miei obiettivi. Soprattutto quest'anno ho provato in prima persona l'esperienza di fare tavolo, quindi far partire i robot durante le gare e durante le nazionali a Palermo, e questo è quello che mi appassiona di più. Infatti durante anche le varie volte durante gli incontri io lavoro soprattutto alla parte di campo del tavolo, quindi a creare i robot. Questa realtà è una realtà straordinaria, i docenti si spendono e tutto il personale si spendono per migliorare il più possibile l'offerta formativa e gli studenti ottengono risultati eccellenti. E a proposito di tecnologia, di intelligenza artificiale, guardate queste immagini incredibili. È un umanoide, un robot a Varsavia impiegato in questo caso per dare la caccia ai cinghiali. È impressionante, cioè sembra un uomo vero e proprio, ma si tratta di un robot che insegue questi animali selvatici che sono entrati nel centro di un paese, e c'è chi sostiene
che si potrebbe fare lo stesso nelle zone che anche in Italia sono infestate dai cinghiali, dai lupi e anche dai ladri magari, ecco, visto che entrano ripetutamente nelle nostre case, forse in assenza di un numero sufficiente di uomini delle forze dell'ordine, perché non deleghiamo la sicurezza ai robot, finiremo così. Ma parliamo ancora di sicurezza, questa volta sicurezza per quanto riguarda i trasporti. Andiamo da Mirko Cavallin e da Andrea Benetti per la parte tecnica a Vicenza. A te Mirko. Buongiorno direttore, col presidente della provincia Andrea Nardin all'interno dell'Istituto per Geometrica Nova, in quella che è la cittadella degli studi di Vicenza, 7 scuole superiori, più di 5.000 studenti, anche tutto il personale tecnico, gli insegnanti. Insomma, c'è un problema di traffico, come sempre, dove c'è tanta concentrazione di persone, ed è partito in questi giorni un questionario. Sì, la volontà attraverso questo protocollo d'intesa fra Comune e Provincia di Vicenza è quella di agevolare quello che è l'accesso, il deflusso da questa importante realtà per gli studenti, che è la città degli studi appunto in quest'area, ma soprattutto voler condividere con loro il percorso, quindi un questionario che toccherà oltre 1.000 studenti, ma non solo gli studenti, perché come possiamo vedere anche qui oggi ci sono anche docenti, ci sono anche personale ATA e quindi numerose le persone che per lavoro o per studio vengono in quest'area. Quindi abbiamo fatto anche dei sopralluoghi, abbiamo incaricato una società che si occuperà di sviluppare un documento, uno studio di fattibilità, ma ora il coinvolgimento delle realtà che vivono questo afflusso, deflusso quotidiano. La volontà è quello di renderlo più agevole, più sicuro e sicuramente più in linea con i tempi. Quindi un'attenzione alle scuole, non solo dal punto di vista infrastrutturale, ma anche dal punto di vista della mobilità. Una caratteristica di quest'area, appunto, come detto, di avere 7 scuole superiori, ma anche molta zona residenziale, quindi è un mix che spesso può creare delle difficoltà. Beh, la zona residenziale non incide in maniera significativa. Quello che incide purtroppo molto è l'afflusso non portato con i mezzi pubblici, quindi portato dai privati. Quindi tantissime sono le auto che incidono su quest'area, non solo dei docenti, non solo del personale ATA, ma anche e soprattutto in orario di punta i genitori che vanno a prendere o che portano i ragazzi a scuola. Questo crea un congestionamento e una situazione anche a volte di pericolo per i ragazzi e per le viabilità, e su questo si vuole intervenire, oltre che un ragionamento che si sta facendo anche su quelli che sono gli spazi di aggregazione extrascolastica, perché alla fine qui in zona, nonostante appunto ci siano 7 istituti e oltre 1.000 studenti e qualche centinaio di personale ausiliario, non ci sono attualmente spazi di aggregazione o spazi dove si possa, diciamo così, rimanere durante l'attesa tra un autobus e l'altro, oppure durante le attese nelle pause di studio. E sui risultati di questo referendum che sarà aperto, questionario che sarà aperto fino al 20 maggio, poi sarà fatta una progettazione nei prossimi mesi. Grazie al presidente della provincia di Vicenza, Andrea Nardin. Andrea Benetti alla parte tecnica, a te direttore. Grazie Mirko Cavallini e Andrea Benetti, e rivediamo le immagini della Dunata degli Alpini, la Dunata nazionale a Genova, seguita da tutte le nostre emittenti con ascolti record, davvero un boom di ascolti per seguire soprattutto domenica lo sfilamento di 80.000 penne nere. Le mille lingue dei nostri alpini, trevisani, vicentini, veronesi. È da poco passato mezzogiorno, la pioggia che aveva bagnato l'avvio dello sfilamento smette di scendere. L'emozione di Genova è tutta per le penne nere del Veneto, con la sezione Cadore in testa. Vanno all'assalto del cielo con la nudità delle rocce che piantano la punta nell'azzurro e si vestono in alto di sole. Signore e signori, davanti a voi la sezione Cadore! Sfilano gli alpini di Belluno e Feltre, portando in alto i valori del corpo, la solidarietà, la vicinanza, quella mano sempre tesa quando ce n'è bisogno. Alpini, coerenza, forza, fatica, durezza. È la sezione di Valdobbiadene ad aprire lo sfilamento degli alpini trevigiani. La cultura della bellezza è radicata
lo è in ogni anfratto, in ogni colle, in ogni luogo, lo è perché questa è la terra di Valdobbiadene. Sfila il reparto Salmerie quest'anno senza i suoi muli che avrebbero dovuto camminare accanto ai bambini delle scuole, fermati però da questioni burocratiche. Ma lo spirito del reparto è qui, come è forte il cuore delle penne nere di Vittorio Veneto e di Conegliano. Dal 1887 Conegliano parla alpina! Sotto il palco delle autorità sfilano veci, boccia, sindaci orgogliosi di camminare accanto a chi nelle difficoltà è sempre pronto a fare la propria parte. L'applauso per la sezione di Treviso. Signore, signori, autorità, davanti a voi, questa è la terra del Piave, del Grappa, del Montello, la sezione di Treviso. E il cuore che batte forte per le proprie comunità, in testa il presidente della provincia, a fianco i rappresentanti di quei 100 e 100 comuni che vanno sotto il nome di Marca Trevigiana, la marca orgogliosa, la marca gioiosa e tamorosa. Dalle montagne, dalle colline al mare, alla pianura, con le sezioni di Venezia e Padova. Siamo la voglia di guardare avanti, di illuminare, lasciatecelo fare. Questo è il messaggio che oggi gli alpini della 97esima adunata lanciano al nostro mondo. Lasciateci fare gli alpini. È un crescendo di emozioni che accompagna gli alpini del Vicentino, con la sezione Monte Ortigara Asiago ad aprire lo sfilamento. Davanti a voi gli alpini sfilano, gli alpini della terra vicentina, fedeli custodi dei nostri eroi. Signore e signori, la sezione Monte Ortigara, quelli di Asiago, gli alpini altopianesi. E poi loro che arrivano dalla città che incarna appieno l'animo alpino, con il suo ponte conosciuto in tutto il mondo, le penne nere di Bassano del Grappa. Signore, signori, autorità, ecco a voi gli alpini del Monte Grappa. Monte Grappa, tu sei la mia patria. Da Marostica, Valdagna, Vicenza, Monte Pasubio, ricordando passato, presente e futuro del corpo alpino. E accogliamo allora con un applauso la magnifica sezione alpini di Marostica. Ricordiamo l'attività da sempre portata avanti dai gruppi che sempre attraverso l'impegno dei loro soci riescono a concretizzare quell'azione capillare di sostegno e continuità dei nostri valori. Ecco allora arrivare altri figli del territorio vicentino. Ecco a voi incedere orgogliosa per le vie di Genova la sezione alpini di Vicenza. È la sezione di Verona a chiudere il raggruppamento veneto, orgoglioso di essere a Genova, orgoglioso di esserci sempre. E quello delle penne nere veronesi. Servizio di Francesca Bozza e sabato sera in diretta sulle nostre reti la notte alpina con i cori in teatro e quelli improvvisati tra le piazze e le strade di Genova. È una grande emozione quando il nostro Lucio Zanato ha fatto intonare a boccia e veci l'inno del Piave.
dimostrato la meglio gioventù. Adesso vieni qua perché abbiamo i giovani e abbiamo anche i vecchi. Allora cosa si prova a vedere tutti questi giovani che nonostante siano giovani cantano l'inno del Piave, l'inno del nostro territorio. Vuol dire che i nostri giovani hanno raccolto qualche cosa dal nostro esempio senza far tanto chiasso. Con il nostro semplice far festa, adunate e impegno durante l'anno. E insomma Lucio Zanato e tutti i nostri colleghi che sono stati inviati a Genova con i nostri tecnici, è davvero un risultato incredibile sul versante degli ascolti. E chiudiamo questa prima parte di Focus TG con Bassano del Grappa. Tutto il territorio mira alla capitale della cultura 2029 per Bassano, a partire dal sindaco Nicola Finco. Andiamo in diretta da Nancy Galdi a te, Nancy. Sì, buongiorno direttore e buongiorno a tutti i telespettatori. Da Bassano la città rilancia con determinazione la propria candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2029, un percorso che punta a valorizzare un patrimonio storico e artistico di grande rilievo, ma anche una visione strategica del futuro per quanto riguarda lo sviluppo culturale del territorio. Oggi sono stati presentati dei laboratori di coprogettazione proprio nell'ambito di questa candidatura. Noi ne parliamo con il sindaco Nicola Finco. Dunque sindaco, di che cosa si tratta? Sì, innanzitutto buongiorno direttore. Entra nel vivo insomma questa corsa alla Capitale Italiana della Cultura 2029. Inizieranno tutta una serie di tavoli tematici, il primo ovviamente con il comitato promotore che ha l'appoggio di tutto il territorio, enti, istituzioni e associazioni. Il 23 maggio faremo il primo laboratorio intersettoriale dove abbiamo coinvolto più di 220 realtà sia culturali, istituzionali, sportive, di formazione scolastiche, proprio perché si possano tra di loro incontrare, dibattere sui grandi temi che riguardano la città e disegnare la città del futuro, non solamente da un punto di vista culturale, ma a 360 gradi, affrontando il tema della casa, dell'abitare, dell'urbanistica, della mobilità, del welfare, degli anziani e dei giovani. E proprio pensando ai giovani abbiamo anche voluto proprio che il punto principale, il tema principale di questa candidatura fossero le nuove generazioni. Abbiamo creato il TAG, che è il tavolo Agenda Giovani, quindi sarà un tavolo permanente dove noi andremo a individuare dei ragazzi tra i 18 e i 27 anni che diventeranno un tavolo parallelo all'amministrazione. Con questi ragazzi poi noi disegneremo la città del futuro, quindi abbiamo in mente non solamente di presentare un dossier e una candidatura, ma presentare anche un progetto strategico che serva alle nuove generazioni per rimanere a Bassano del Grappa, per investire in questo territorio che, oltre a essere collegato naturalmente attraverso il fiume Brenta da nord a sud, oggi grazie alla pedemontana, quindi il collegamento est a ovest, sta vivendo un vero e proprio rinascimento, quindi un grande interesse sia per le imprese ma anche per venire ad abitare a Bassano del Grappa, per vivere questa città che è già una città viva ma con moltissime potenzialità di crescita. Quindi un progetto veramente importante, ma vediamo che c'è una grande collaborazione, una grande attenzione da tutte le realtà bassanesi. Ecco, un progetto che ora coinvolge l'intero territorio e soprattutto le nuove generazioni. Possiamo dire un elemento che si aggiunge alla lista dei punti di forza della città a favore di questa candidatura? Sì, nessun'altra città in passato ha presentato la candidatura proprio basata sui giovani. Noi invece vogliamo riqualificare degli spazi abbandonati da dedicare alle nuove generazioni, ma vogliamo proprio creare una città a misura di giovani e di famiglie, perché oggi i ragazzi hanno bisogno di ritornare nelle loro realtà, nel rilanciare quelle che sono le nostre realtà, anche realtà magari minori come può essere Bassano del Grappa, che non è una città capoluogo ma che ha enormi potenzialità di crescita, e vogliamo proprio dare in mano la possibilità ai giovani non di vedersi calare qualcosa dall'alto, ma essere loro i protagonisti del rilancio e di scrivere una pagina per il futuro della città di Bassano del Grappa. Ora tra poco aprirà il bando, e poi quando è che si saprà in maniera definitiva se Bassano sarà intitolato o meno Capitale Italiana della Cultura? Allora noi per fine settembre dovremo depositare al Ministero della Cultura il dossier, dopodiché entro dicembre il Ministero selezionerà le 10 città che poi giocheranno la finale, e poi speriamo entro marzo del 27 di avere il responso da parte del Ministero. Quindi abbiamo veramente pochi mesi, stiamo facendo le corse, ma insomma Bassano è pronta a affrontare questa sfida e speriamo ovviamente che arrivi questo importante risultato.
Bene, grazie mille al sindaco Nicola Finco. Direttore, se non ci sono domande, da Bassano del Grappa per ora è tutto. Grazie, un saluto al sindaco Finco, grazie a Nancy Galdi e Edoardo Paris per la parte tecnica. E vediamo a Padova un protocollo d'intesa per riqualificare le zone monumentali di guerra tra l'Università e il Ministero della Difesa. Rientrano anche il Grappa e l'Ortigara tra le 8 zone monumentali di guerra che saranno oggetto di riqualificazione e valorizzazione nell'ambito del protocollo d'intesa, primo in Italia nel suo genere, siglato tra l'Università di Padova e il Ministero della Difesa, Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa. Si tratta di 8 luoghi della memoria che rappresentano non solo un simbolo storico-architettonico, ma una viva testimonianza del sacrificio di centinaia di migliaia di giovani che hanno dato la vita per il loro paese. Presente alla firma la magnifica rettrice Daniela Mapelli e il capo dell'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa, il generale di Corpo d'Armata Andrea Rispoli. Saranno contestualmente studiati e valorizzati anche i sepolcreti militari limitrofi e nel prossimo futuro quelle strutture che custodiscono i resti immortali dei nostri caduti all'estero, tra cui El Alamein, alcuni sepolcreti in Germania connessi con la deportazione e gli internati italiani nella Seconda Guerra Mondiale e il più importante sepolcreto italiano di Bligny in Francia, legato alle vicende storiche della Grande Guerra. L'Università di Padova contribuirà con le proprie competenze nell'attività di ricognizione, monitoraggio e studio dei siti citati, sviluppando all'interno dei corsi di laurea e di dottorato attività che portino a risultati scientifici utili all'ottimale conservazione delle zone monumentali di guerra, nonché al loro restauro e allo sviluppo di nuove tecnologie per la divulgazione di informazioni per quanti vogliano avvicinarsi a questi luoghi della memoria. L'ufficio del Ministero della Difesa, al suo canto, si impegna a autorizzare e agevolare le operazioni da parte dei ricercatori dell'Ateneo, mettendo a disposizione il proprio personale tecnico per la raccolta di informazioni ai fini di studio, elaborati di tesi e attività di ricognizione e monitoraggio svolte da studenti e docenti. Servizio di Vanessa Banzato. Nell'auditorium di Santa Caterina a Treviso sono stati consegnati i Totila d'Oro 2026. A coloro che riceveranno questa benemerenza dico che non è un premio alla carriera, ma è un'ulteriore responsabilità di continuare ad essere un punto di riferimento per le nostre comunità. Un riconoscimento ma anche una responsabilità per le 6 personalità che hanno ricevuto il Totila d'Oro 2026, trevigiani che in ambiti diversi hanno dato lustro alla città. Una cerimonia dove ricordi, emozioni, aneddoti ripercorrono la vita e la carriera dei destinatari della benemerenza. Commozione ma anche sorrisi con una vera e propria ovazione quando il premio viene consegnato ad un volto conosciuto e amato di Treviso, Giacomino Benvenu. Per aver reso il ristorante L'Incontro non solo un tempio dell'ottima cucina trevigiana, ma una crocevia pulsante di amicizia e tradizione, valori che ha poi esportato anche all'estero. Benvenu nel suo discorso più volte è costretto a fermarsi sopraffatto dall'emozione. Ma un abbraccio che sento. Questo premio lo dedico a chi ha condiviso con me questo lungo cammino e a chi in tutti questi anni ha varcato la soglia dell'incontro cercando non solo un piatto ma ospitalità e amicizia. Altro volto, quello di Umberto Zandigiacomi, architetto, urbanista, professionista che ha rappresentato Treviso contribuendo al suo sviluppo nella pianificazione territoriale e nella salvaguardia del suo patrimonio. La città di Treviso conferisce il Totila d'Oro quale riconoscimento degli alti meriti conseguiti in campo urbanistico, architettonico e civile. È la figlia ad evidenziare il valore dell'opera del padre, quel lavoro realizzato anche per le generazioni future. Perché si fa tutto questo? Perché mettiamo tempo nelle lotte? Per i bambini e le bambine che verranno dopo di noi. Per mia figlia Luna, per la bisnipote Ginevra. Ginevra, il nonno ha fatto tutto quello che ha fatto per te. C'è chi poi ha portato la sua trevigianità ed esperienza fuori provincia, come Andrea Erri, artefice dell'arrivo a Treviso dell'Università Ca' Foscari, oggi direttore della Fondazione La Fenice. Quello del teatro e quello della musica è capace di grandi emozioni,
è capace di grandi contestazioni, come avete avuto modo di vedere, ma è capace di dare grande amore. E ancora il messaggio di pace veicolato dalla figura di Dino Daniotti, presidente dell'Associazione Vittime Civili di Guerra, premiato per il suo impegno nella valorizzazione della memoria e dedizione alla comunità. Nel riconoscimento a Giovanni Ottoni, già presidente del CONI, l'importanza delle politiche dello sport, guardando non tanto ai traguardi quanto ai valori sociali. E poi chi come l'avvocato Mario Caramel, che ha dato importanza e valore al lavoro nella pubblica amministrazione, dimostrando dedizione al servizio delle istituzioni e impegno nel campo dei diritti umani. Servizio di Francesca Bozza, andiamo in pubblicità, ma state con noi perché avremo qui in diretta il candidato sindaco del centro-sinistra per Venezia, Andrea Martella, a tra poco. Di nuovo in diretta con Focus TG, saluto e ringrazio molto il candidato sindaco del centro-sinistra per Venezia, senatore Andrea Martella. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i vostri telespettatori. Grazie per essere qui con noi in un momento di piena campagna elettorale, ormai si avvicina il giorno del voto. Intanto le chiedo come sta andando. Ho fatto un titolo con, se l'hanno visto i nostri tecnici, con una connotazione lagunare, cioè io sentivo persone che dicevano Martella porterà fuori Venezia dalle secche, per cui gliel'ho attribuito, perché lei quando incontra tanta gente dice dobbiamo risolvere tutti i problemi che stanno attanagliando questa città. Sì, siamo giunti ad un punto in cui bisogna fare delle scelte concrete, coraggiose, che affrontino questioni irrisolte nel corso di questi anni. Il tema del turismo, il tema della residenzialità e quello della sicurezza sono le questioni principali che i cittadini ogni giorno mi sollecitano e vedo che c'è un grande riscontro attorno a questi temi, ma anche c'è un grande spirito di cambiamento. La città ha voglia di voltare pagina dopo 11 anni, ha voglia di essere ascoltata e tutto questo mi fa dire che il messaggio che abbiamo dato dall'inizio di questa campagna elettorale, cioè che noi avremmo ascoltato, il nostro slogan è la scelta di ascoltare, è stato compreso e così adesso si sta comprendendo il fatto che noi avremo anche la forza di cambiare. Cambiare significa avere coraggio e penso che lo si stia dimostrando e che questa nuova stagione possa iniziare. Ecco, senatore, lei ha toccato un tasto dolente che è quello della sicurezza, purtroppo anche oggi un fatto gravissimo, cioè una 17enne bengalese stuprata dal suo coinquilino e caccia all'uomo, ma siamo ormai assuefatti a rapine, furti, assalti nelle ville. Cosa bisogna fare, secondo lei, anche a Venezia contro i borseggiatori e la delinquenza in questo momento? Bisogna avere la consapevolezza che la sicurezza è un diritto dei cittadini. Deve essere un diritto come lo è la salute e come lo è il lavoro e deve essere un bene comune e quindi bisogna lavorare sulla sicurezza con risposte molto più efficaci di quelle che sono state date fino a qui in 11 anni dell'amministrazione Brugnaro e potremmo dire Venturini. Io ho chiesto all'ex capo della polizia, al prefetto Gabrielli, di darci una mano su Mestre, su Venezia, su tutto il nostro comune. Sulla base della sua esperienza e della sua competenza, era capo della polizia quando si fece la grande operazione antidroga a Venezia nella Mestre nel 2018 e pensiamo che possa essere una figura che ci aiuti ad affrontare in maniera seria il tema. Bisogna tenere in conto 3 questioni principali. La prima, bisogna aumentare il controllo del territorio, il presidio del territorio, ci vogliono più forze dell'ordine, ci vuole un maggiore coordinamento delle forze dell'ordine, un potenziamento tecnologico, telecamere, strumenti a disposizione della polizia locale e io ho anche detto già da tempo che bisogna avere di nuovo una posizione della polizia locale, un presidio della polizia locale, i cosiddetti vigili di quartiere in ogni realtà, perché questo significa
avere un punto di riferimento ben visibile per tanti cittadini anche nelle aree periferiche. Bisogna contrastare il crimine, ovviamente, bisogna reprimere il narcotraffico, la criminalità organizzata, e questo è un lavoro che le forze dell'ordine e la magistratura fanno in maniera eccelsa, ma bisogna aumentare le risorse a loro disposizione. Bisogna anche che ci sia la certezza della pena e che questo avvenga, perché c'è una legislazione nazionale. Chi ha fatto un reato non può dopo 2 giorni essere di nuovo in mezzo alla strada, ma il Comune può fare molte cose importanti che in questi anni secondo me non sono state fatte, non secondo me e basta, perché basta rivolgersi ai cittadini, ai commercianti per avere delle risposte. Bisogna rigenerare Mestre, ci sono buchi neri che devono tornare ad essere dei luoghi vitali, bisogna che ci sia più illuminazione, più verde, più presidi culturali. E questa è un'opera davvero che serve per aumentare la qualità della vita nella nostra città e rivitalizzarla. Ci vuole anche più commercio di vicinato, troppi negozi sono stati chiusi. E poi l'ultima cosa, ci vogliono delle politiche sociali incisive che possano affrontare le fragilità, le dipendenze prima che diventino da disagio, degrado e insicurezza per tutti. Bisogna investire molto su diciamo, la riduzione del danno, su tutti quei servizi a bassa soglia rispetto ai quali il Comune è indietreggiato nel corso di questi anni. Insomma, ci vuole una politica complessiva, perché la sicurezza è al primo posto. Senza sicurezza non c'è libertà, non c'è legalità e soprattutto si colpisce alla fine chi ha meno, che vive magari nelle zone più difficili, e quindi è un punto centrale rispetto al quale lavoreremo tantissimo e con efficacia. Ecco, Senatore, siamo in un momento economicamente e di geopolitica difficilissimo, con un'altra doccia fredda. Si sperava che si arrivasse almeno ad un negoziato, ad una tregua tra Israele e Stati Uniti. Lo stretto di Hormuz rimane chiuso, sta salendo il prezzo ancora ulteriormente della benzina e del gasolio, ci sono problemi anche nel turismo, perché molti non prenotano viaggi che potrebbero saltare, e quindi ho visto proprio oggi l'annuncio di un intervento contro il caro vita, no? Il carrello della spesa. Sì, direttore, lei ha fatto un'analisi assolutamente condivisibile. Queste tensioni geopolitiche e queste guerre entrano direttamente nella nostra vita, toccano una città come Venezia e la vita dei cittadini per aumento delle bollette e per un costo dell'energia e per una difficoltà generale. Qui i cittadini, le imprese, le famiglie sono costrette, e quindi io ho detto anche il Comune può fare qualcosa, non deve rimanere uno spettatore, deve essere uno scudo rispetto a questo caro vita. Innanzitutto bisogna che la casa ritorni ad essere accessibile, perché ormai i prezzi degli affitti sono prezzi altissimi, e pertanto abbiamo detto ci vuole un potente piano casa del Comune di Venezia. Bisogna recuperare più di 2.500 appartamenti sfitti e poterli mettere a disposizione dei cittadini con degli affitti calmierati. E poi bisogna dare una mano anche alle persone più fragili, penso agli anziani per quanto riguarda la spesa, e quindi al fatto che si possono fare accordi con le forze economiche per prevedere che si venga incontro a questo, così come credo vada sostenuti i negozi di vicinato. Molti negozi stanno chiudendo e invece il Comune può dare degli aiuti per gli affitti, anche magari potendo intervenire sulla riduzione dell'IMU, in modo tale da garantire che non si disperdano negozi di questo genere, che se sostenuti poi potrebbero anche favorire dei prezzi più calmierati, per favorire quindi che non ci sia un incremento della spesa così alto per i cittadini. E anche sul tema dell'energia bisogna intervenire, è per questo che abbiamo proposto nel nostro programma anche che ci possano essere delle comunità energetiche che quindi possano poi abbassare quello che è il costo delle bollette per le nostre famiglie. Insomma, il Comune deve affrontare questo tema, come il tema del lavoro, come il tema della sanità, perché il sindaco di Venezia, se fa fino in fondo il proprio lavoro, può imprimere una volontà politica e un impulso politico decisivo anche riguardo questioni sulle quali la sua non è una
prerogativa, una competenza precisa. Ecco, Venezia è una città, dicono tutti, difficile, delicata, no? È molto, molto complicato gestirla, abbiamo visto negli ultimi anni, ed è anche teatro spesso di polemiche roventi, no? La Biennale, con questo scontro paradossale tra due ministri della stessa, tra un ministro e un sovrintendente e un presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, che fa parte, diciamo, della coalizione del governo, col ministro Giuli che non viene all'inaugurazione perché non vuole il padiglione della Russia. Buttafuoco dice il contrario. Come, diciamo, rispetto a questo, Ma io ho visto che nel corso di questi mesi si è consumata su Venezia una sorta di vicenda molto negativa, sia sulla Fenice, con tutto quello che è successo, e noi l'abbiamo detto fin da subito, sia sulla Biennale. Quello che noto è che c'è un cortocircuito all'interno del centrodestra, c'è un cortocircuito tra Roma e Venezia, in questo caso, come lei ha ricordato, tra il ministro Giuli e Buttafuoco. Tutto questo avviene su Venezia e questo è molto negativo, perché la nostra città è una capitale della cultura, ha un ruolo e un'autorevolezza tale da non poter essere considerata il luogo di una guerra tra parti politiche, con Salvini che viene, con l'altro ministro che non viene, cioè Venezia non merita questo. Però questo è anche il frutto di un'assenza di politiche culturali da parte della città. Purtroppo nel corso di questi anni non si è svolto un ruolo, il sindaco è anche presidente della Fenice, anche vicepresidente della Biennale, e quindi anche in questo caso poteva svolgere un grande ruolo di impulso. È per questo che io ho detto che Venezia dopo 11 anni avrà nuovamente un assessore alla cultura, che non c'è stato nel corso di questi anni e che invece è necessario per una grande capitale della cultura come è Venezia. Ecco, poi abbiamo citato la Biennale, anche lei ha citato il caso Venezia, è chiuso, diciamo, questo capitolo, anche abbastanza imbarazzante per tutta la città, cioè una nomina poi contestata, poi licenziamento di chi la difendeva, insomma proprio una... Sì, una vicenda abbastanza paradossale, al di là del merito che non voglio giudicare perché magari non ho gli strumenti per poter giudicare il valore di una direttore musicale, però c'è stato sicuramente un metodo sbagliato, non si può prendere una scelta così senza consultare nessuno un anno prima, senza fare delle prove, senza fare un percorso conoscitivo, senza sentire l'orchestra, senza sentire il coro. C'è stata una grande protesta nella città, di tutta la città, indipendentemente dagli schieramenti, perché la Fenice è il nostro gran teatro e ha una sua importanza ed è un'eccellenza in Italia e nel mondo, è molto amato ed è sembrato come un sopruso che non poteva essere accettata. La vicenda si è conclusa, io ho detto fin dall'inizio che proprio la Fenice ha rappresentato un metodo sbagliato, arrogante, un po' quello che c'è stato nella città nel corso di questi anni di compiere alcune scelte, e che tutto doveva essere resettato, ho usato questo termine, azzerato. Poi è avvenuto e adesso mi auguro che se diventerò anche presidente della Fenice, insomma, riporteremo nel nostro Gran Teatro il merito innanzitutto, l'armonia, l'accordo, la possibilità di lavorare insieme per ritornare ad avere quel rango straordinario che la Fenice ha e che merita. Senatore, lei citava prima l'overtourism, cioè l'assedio di Venezia. La giunta attuale ha introdotto il ticket di ingresso, c'è chi propone di aumentarlo ancora. Lei come si regolerà con questo? Ma io ho detto che il ticket che è stato introdotto non risulta essere adeguato o efficace, perché basta andare a Venezia in un giorno in cui è previsto il ticket, non è che ci siano meno turisti, anzi basta andare a vedere, c'è più confusione, non è servito come un deterrente per la presenza dei turisti. Quindi se non è uno strumento che funziona, bisognerà pensare a dell'altro. Per quanto mi riguarda ho detto che andrà superato, e credo che invece sia molto giusto
programmare seriamente il turismo, programmare seriamente i flussi turistici, con una collaborazione di tutti i soggetti, utilizzando bene i dati e calibrando i flussi a seconda dei periodi e anche arrivando ad un sistema di prenotazione con una carta dei servizi anche per i turisti, non obbligatoria, ma che invece possa essere una scelta, i cui proventi poi possono servire per migliorare la vita dei residenti. Non solo, credo che vada individuata una capacità di carico, cioè una soglia oltre la quale la città non può sostenere una presenza turistica. Lo faremo con le università, con i migliori esperti, in modo tale che sulla base di questa soglia che poi andrà aggiornata si possono calibrare meglio i flussi, la presenza in particolari momenti, in particolari stagioni o per proteggere i luoghi più fragili della città. E dovremmo anche affrontare il tema delle affittanze turistiche che determinano una sorta di espulsione dalla città, come si è visto, e quindi lo dovremmo fare con molto equilibrio, sapendo che ci sono piccolissime proprietà che magari integrano il reddito con questo tipo di affittanze, e poi ci sono invece strutture vere e proprie, alberghiere, società. Ecco, bisogna intervenire su queste, non sicuramente sulla piccola e piccolissima proprietà. Insomma, quello che voglio dire è che la città non può servire per fare cassa. Venezia è un organismo che deve rimanere una comunità vivente, quindi bisogna che il turismo sia una risorsa, ma non una forza che arrivi a diciamo svuotare la città, perché la città rimane viva se è una comunità fatta di residenti e di popolazione e anche di un lavoro che non dipenda solo dal turismo. Grazie al candidato sindaco del centro-sinistra per Venezia, il senatore Andrea Martella. Grazie senatore. Grazie a voi, grazie direttore. A presto, avremo ancora modo di incontrarla prima del voto. Grazie per il momento. Andiamo in pubblicità, torniamo subito, state con noi. Prima di chiudere diamo un avviso per gli automobilisti. Sarà una notte di chiusura della A27, sono previsti infatti interventi di manutenzione e una serie di attività di ispezione e monitoraggio delle gallerie lungo il tratto terminale di questa autostrada. Previste alcune modifiche alla viabilità in direzione Dolomiti. Il provvedimento disposto da Autostrade per l'Italia scatterà dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina. Il traffico sarà interdetto tra la stazione di Vittorio Veneto Nord e l'innesto di Belluno Cadola, esclusivamente per i veicoli che viaggiano verso la strada statale 51 Alemagna. Chi viaggia in direzione nord, dopo l'uscita obbligatoria al casello di Vittorio Veneto Nord, dovrà immettersi sulla 51 Alemagna seguendo le indicazioni per Belluno. Nessuna limitazione è prevista al momento per chi viaggia in direzione opposta, e cioè verso Venezia. Gli ospiti di questa sera a Focus: Marco De Blasis, Barbara Denardi, Mario Fabris, Gio Formaggio, Michele Tualdo e Stefano Valdegamberi. È tutto per oggi, grazie ai nostri registi Andrea Basso e Marco Mattiuzzo. Ci vediamo stasera, buona giornata.